e la gente rimase a casa. E lesse libri e ascoltò, e si riposò e fece esercizi, e fece arte e giocò, e imparò nuovi modi di essere, e si fermò. E ascoltò più in profondità. Qualcuno meditava, qualcuno pregava, qualcuno ballava, qualcuno incontrò la propria ombra e la gente cominciò a pensare in modo differente. E la gente guarì. E nell'assenza di gente che viveva in modi ignoranti, pericolosi, senza senso e senza cuore, anche la terra cominciò a guarire. E quando il pericolo finì e la gente si ritrovò, si addolorarono per i morti e fecero nuove scelte e sognarono nuove visioni e crearono nuovi modi di vivere e guarirono completamente la terra, così come erano guariti loro.